GPR è stata una grossa opportunità che il Veneto e la nostra azienda sono riusciti a cogliere proprio al massimo, riuscendo a mettere in campo tutte le forze, soprattutto per rispettare le tempistiche, e questo fa sì che si riesca ad avere un rinnovo tecnologico molto importante, che peraltro sull'ospedale dell'Angeles in Project prevede anche in ogni caso l'ammodernamento di tutte le apparecchiature radiologiche, della piazza radiologica, che si compirà questo con il prossimo anno, quindi assolutamente un evento direi quasi epocale per la quantità di apparecchiature, l'elevata tecnologia e soprattutto il fatto che siano praticamente sostituite tutte quasi contemporaneamente. Sì, sicuramente il termine è adatto, nel senso che ci troveremo a rinnovare il 50% delle nostre tecnologie con alcune punte di diamante, quindi le macchine più complesse, mi riferisco alle TAC e alle risonanze. Attualmente il 25% degli esami che facciamo sono esami di TAC e risonanze, sono esami molto complessi, ma il rinnovamento interesserà anche le tecnologie meno complesse e addirittura acquisiremo anche dei sistemi di radiologia portatile per andare a domicilio del paziente. Nell'ultimo decennio le prestazioni di radiologia in Italia sono raddoppiate, ci attestiamo su 150 milioni di esami all'anno in Italia. Dopo il Covid abbiamo notato un incremento a livello della regione Veneto molto importante sulle risonanze magnetiche, che sono cresciute del 40%. Attualmente noi siamo molto contenti di aver terminato l'installazione del nuovo sistema RIS-PACS. Questo acronimo identifica il sistema di trasmissione delle immagini e di tutti gli aspetti informatici, quindi anche di tutti i referti, tra i 5 ospedali dell'azienda. Questo ci aiuterà molto perché potremo vedere tutto quello che viene fatto nelle altre radiologie, ma soprattutto potremo anche supportarci l'uno con l'altro in caso di carenze di personale o di casi particolarmente complessi che necessitano magari di una supervisione da un collega particolarmente esperto di un determinato settore che lavora in un altro ospedale. È stata veramente un'impresa spettacolare perché per consentirci di sostituire la nuova risonanza magnetica e togliere la vecchia sono necessari circa 3 mesi. L'ospedale non poteva restare 3 mesi senza risonanza magnetica e quindi è stato portato un mezzo mobile che con una chiatta che poi lo ha calato con una gru veramente gigantesca, ha potuto essere installato nelle immediate vicinanze della radiologia, proprio nel giardino antistante.